Prosegue il malcontento da parte dei produttori per la denominazione delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. I rappresentanti degli oltre 200 firmatari della protesta hanno organizzato una conferenza stampa con lo scopo di chiarire le loro ragioni in attesa di un dialogo costruttivo nei confronti dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e del Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene di OCG. In dettaglio abbiamo richiesto che vengano utilizzate esclusivamente le denominazioni ufficiali nella loro forma completa e proporzione dimensionale in tutti gli eventi, manifestazioni, iniziative promozionali o comunicazione che interessano il Conegliano Valdobbiadene o il suo territorio. La denominazione ufficiale del Consorzio di tutela è Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Le denominazioni ufficiali dell'Associazione UNESCO sono Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene oppure Conegliano Valdobbiadene Paesaggio del Prosecco Superiore. Richiediamo che venga esercitata da parte degli enti preposti opera di vigilanza e controllo di tutte le denominazioni usate anche da soggetti terzi in eventi, manifestazioni, iniziative promozionali o comunicazione che interessano il Conegliano Valdobbiadene o il suo territorio, con la costituzione da parte degli enti preposti di un ufficio legale che sia dedicato a questo scopo. Che venga valutato dagli enti interessati un percorso comunicativo univoco per limitare confusione e disorientamento del consumatore e del visitatore. Che venga ufficialmente deliberato da parte degli enti interessati l'impegno di rispettare le richieste elencate. Abbiamo avuto un incontro con la dottoressa Montedoro per stabilire e per accordarci su un successivo incontro con il CDA dell'Associazione UNESCO per poter portare le nostre istanze, per poter chiarirci, per poter trovare una strada comune di azione. Le nostre richieste sono molto semplici, che sono state rivolte non soltanto da Associazione UNESCO ma anche al Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene, di rispettare le denominazioni vigenti, le denominazioni territoriali vigenti, quindi rispettare la legalità. Abbiamo intenzione visto che siamo dei portavoci di moltissime aziende firmatarie che hanno firmato un documento, siamo propensi a costituire un comitato che avrà l'unico scopo di essere vigile e quindi di aiutare con le segnalazioni, di aiutare gli enti preposti al controllo su storture e distorsioni che possono avvenire nella comunicazione all'interno del territorio conegliano Valdobbiadene.